Di non dormire neanche a notte, Perché non dorme? perché mi hanno raddoppiato l'affitto, raddoppiato. Pagavo 260 euro al mese e adesso ne pago 540. Non ce la fa? Ho anche un figlio che non lavora da mantenere. Stanno uccidendo praticamente un ceto povero, insomma, le persone deboli. Hanno triplicato quasi l'affitto, da 200 sono arrivati a 4,50. Insomma, io non ce la faccio più, fra le malattie e cose come gli anni che ho. Sotto la sede dell'Ater, in via Raggio di Sole, continua la rivolta contro la legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica che di fatto dall'estate scorsa, ricalcolando requisiti e criteri con il nuovo riferimento ISE-ERP, ha aumentato il canone agli inquilini degli alloggi popolari. È un ISE ricalcolato da un software di proprietà della regione che inserisce, oltre appunto al reddito, eventuali patrimoni immobiliari, quindi quello che gli inquilini hanno in banca o in posta, patrimonio immobiliare, assicurazioni, TFR e qualsiasi somma che è stata presa dagli inquilini nell'anno. Giusto pagare un canone adeguato al reddito reale, ripete Rifondazione, capofila dell'ondata di protesta in tutto il Veneto. In queste ore la Commissione per mettere a punto i regolamenti attuativi della legge e l'appello dunque a limare i punti più dolenti, dal ritorno all'uso del 730 alla cancellazione dell'IVA al 10%, dalla considerazione del valore reale dell'immobile nel calcolo del canone all'intervento di aumento del patrimonio, assolutamente necessario, ripetono, di fronte alle 14.000 domande in Veneto, 2.000 a Padova, per la casa pubblica. Che ci sono migliaia di appartamenti e alloggi sfitti, lasciati al degrado, eccetera. È ovvio che questi vanno immediatamente recuperati e resi disponibili per le graduatorie che sono in corso. Dall'altra parte è altrettanto necessario che vengano fatti investimenti per recuperare a nuovi alloggi. E poi sanatoria degli sfratti. Già il tetto ISE-ERP per conservare il diritto all'abitazione popolare è stato portato a 35.000 euro per chi è già assegnatario, il 75% in più della soglia d'ingresso prevista dalla riforma. Bene anche che gli over 65 e i nuclei familiari con un disabile o una persona non autosufficiente conservino l'alloggio anche in caso di superamento del reddito, ma in tutti questi casi va rivista comunque la tabella per il calcolo dei canoni, spiega Rifondazione Comunista, perché altrimenti saranno insostenibili.